Benvenuti a Messina, e questo è lo stato della Sicilia e di Messina in particolare. Questi sono gli impiegati dell'ATM e da 3 mesi non hanno lo stipendio, e l'ATM di Messina da 200 pullman è arrivata a 20 pullman. Abbiamo 20 pullman per una città di 200.000 abitanti. È l'ennesima dimostrazione del malgoverno, della mala amministrazione, del fatto che in Sicilia manca una gestione della cosa pubblica e dei servizi pubblici, nel bene e nel male. Quindi è un ulteriore scandalo questo, che non dovrebbe passare inosservato, così come tanti altri ne succedono contemporaneamente in tutta la Sicilia. I lavoratori sono costretti a queste azioni estreme, eccetera, e che ne soffre il cittadino, perché poi diciamo, l'unica forma di protesta è rimasta lo sciopero, l'occupazione di locali, eccetera, e l'unico danneggiato poi rimane il cittadino. Se non mettiamo in testa che bisogna cambiare la classe dirigente, che bisogna cambiare la politica, che bisogna che il popolo siciliano si risvegli, insomma, e allora non si conclude niente, non si cambia niente, perché prevarrà sempre la politica delle lottizzazioni, della corruzione, del malgoverno, della mala amministrazione, dei partiti ladri, degli uomini ladri e dei farabutti al potere, insomma. E la Sicilia sprofonda sempre di più. Ecco, c'è una ragazza che si vuole buttare dalla finestra, hanno messo il pallone gonfiabile per salvarla, però la manifestazione va avanti perché questi lavoratori sono senza stipendio da 3 mesi, sono gli impiegati dell'azienda trasporti municipalizzata di Messina. Grazie dottore Scianò.